Iniziamo un viaggio in due puntate lungo il territorio della Pedemontana Veneta, nella provincia di Vicenza, e il filo conduttore è un elemento particolare, l'acqua. Seguiteci. Sono Roberto Carotta, sono sindaco di Pedemonte dal 2009. Il comune di Pedemonte è un comune di 700 abitanti circa e si trova nel confine con la provincia di Vicenza e la provincia di Trento, nel lembo più a nord della Valle dell'Astico. È un comune che dura dei secoli, da sempre, perché ovviamente in una vallata l'elemento predominante è l'acqua, quindi il torrente astico, il quale è servito sia per l'irrigazione che per usi civili, diciamo, e anche per le prime piccole industrie che si sono formate nel territorio, quindi segherie e mulini. L'elemento principale della vallata per quanto riguarda il tema acqua è sicuramente l'astico, che adesso stiamo valorizzando con un progetto intercomunale per una pista ciclabile che parte da Cogollo del Cengio ed arriva fino alle Aste Basse per un importo complessivo di 3 milioni. Le altre bellezze da vedere nella nostra vallata sono sicuramente le cascate e gli affluenti laterali dell'Astico, quindi abbiamo il Gorgo che si trova a Casotto, abbiamo il Gorgo Santo che si trova tra località Scalzari e località Longhi, e sempre a località Longhi c'è anche Orio Torto con una bella passeggiata che può arrivare anche a Lavarone oppure a Luserna. Invito tutti i turisti a lasciare l'auto, partire a piedi o in bicicletta e farsi un giro tra i nostri borghi e le nostre bellezze naturali, soprattutto a guardare le cascate, l'astico, e scoprire scrocci interessanti che sono lontani da quello che è il turismo abituale a cui tutti siamo abituati. Mi chiamo Cristina Meneghini, sono sindaco del comune di Arsiero dal 2019 e sono orgogliosa di esserlo perché amo molto il mio paese, amo tutto quello che c'è nel mio paese. Noi abbiamo un territorio vastissimo. Quando per esempio nevica e la neve copre le montagne, noi ci rendiamo conto quanti terrazzamenti ci sono, e questi terrazzamenti coltivati molto alti sono stati coltivati perché l'elemento acqua è un elemento molto importante perché le nostre civiltà sono nate per merito dell'acqua, e abbiamo numerose fontane perché dal 1860 in poi sono state costruite delle fontane, alcune fontane con due vasche, una per il bestiame e una come lavatoio. Queste fontane le stiamo valorizzando perché è qualche anno che abbiamo creato i presepi sulle fontane, e tutti i cittadini sono contenti e orgogliosi di abbellire la loro contrada. Ogni anno questi presepi vengono arricchiti, quest'anno siamo arrivati a 45, ma l'elemento acqua è importante anche perché abbiamo una località turistica che d'estate è molto frequentata, molto visitata da numerosi bagnanti, che è stata anche sistemata da noi recentemente, la Pria, che è una zona bellissima con un'acqua cristallina, dove molte persone vanno proprio a prendere il sole, a rinfrescarsi in un momento magari in cui in pianura c'è una temperatura altissima. Ecco, noi abbiamo creato da qualche anno il Festival dell'Acqua e alla Pria proprio esattamente abbiamo creato dei percorsi, delle visite guidate, e in ogni luogo, ogni antro, ogni caverna abbiamo creato degli eventi musicali e non. Ecco, ho suonato anch'io quest'anno assieme a delle cantanti. I proprietari delle case sono anche contenti di vedere
che viene valorizzata, ecco, e i cittadini sono anche collaborativi in questo. L'invito è di visitare il paese anche e soprattutto nei momenti primaverili, estivi, autunnali, ci sono dei colori meravigliosi. Il nostro paese è circondato dalle montagne. Io quando apro la finestra di casa mia mi sembra di essere in ferie, veramente è un paese meraviglioso. E, che dire, ci sono anche numerose cose storiche, anche la nostra cartiera è stata importante ed è importante per l'acqua, perché una volta la cartiera aveva una carta particolare proprio per merito dell'acqua pura che noi abbiamo. Ecco, è ancora in funzione, è visitabile. Abbiamo partecipato al bando Borghi e abbiamo preso 1.600.000 euro, non solo diciamo, per la ristrutturazione dello stabile dove creeremo il Museo della Cartiera, ma anche per creare quei percorsi perché venga conosciuto il nostro paese e soprattutto non solo come museo, ma anche per creare posti di lavoro, per cercare di far conoscere i nostri luoghi, non solo il nostro paese, ma anche i paesi limitrofi. Sono Lorenzato Marco, sindaco del comune di Laghi, il più piccolo comune del Veneto, situato nelle Prealpi Vicentine, con 124 abitanti. Siamo una realtà piccola ma nel contesto viva. Già nel suo nome Laghi racchiude un po' la sua natura con i suoi due specchi d'acqua, tra cui uno voglio aggiungere che è fatto a forma di cuore, che praticamente dà quel valore aggiunto a quello che sono i laghi. Laghi è un bacino di circa 15 km quadrati e tengo a dire che nella Valposina è una buona risorsa idrica e va a approvvigionare gran parte dell'Alto Vicentino. Abbiamo delle tradizionali manifestazioni, tra cui l'Incanto di Natale che si svolge il 24 di dicembre e il 26 di dicembre, e inoltre che è molto conosciuta questa manifestazione, ormai giunta alla sua 17ª edizione. E poi abbiamo anche la Marcia del Ciclamino che si svolge alla seconda domenica di luglio, che anche quella porta moltissimi turisti in paese. Laghi è predisposto a un turismo dolce, per cui passeggiate per la famiglia, vari siti da visitare, c'è il vecchio caseificio, il cimitero austriaco, e l'antica segheria, le cascate. Ci sono molti siti che sono molto raggruppati vicini al centro, per cui nel giro di 3-4 ore si possono visitare tutti. Abbiamo questa tradizione in paese che è proprio il presepio sull'acqua, molti anni che viene allestito da parte del gruppo Alpini di Laghi. E sempre riguardo all'acqua voglio raccontarvi una storia che riguarda praticamente tutto il suo percorso, che si parte praticamente dalla Val del Laghetto, dove là ci sono due magnifiche cascate, e quella è un po' la prima tappa che si può fare per un turista per visitare. In seconda fase, sempre la stessa acqua va ad alimentare una trotticoltura. Una trotticoltura che lavora sempre 12 mesi all'anno, che fa lo svezzamento dell'avanotto fino ad arrivare a una trota adulta. L'acqua ritorna nell'alveo, fa un altro passaggio che passa per una segheria alla veneziana, dopodiché, passata la segheria veneziana, passa una volta, esistente una volta, c'era un mulino ad acqua come macina per il frumento e vari cereali. Dopo questo tragitto l'acqua si butta nel laghetto di Laghi, nel primo lago più grande, poi passa nel secondo lago più piccolo e poi ritorna nel suo torrente e continua il suo percorso.